mentre i grandi, diciamo così, chiacchieravano fra di loro, la Norma Cossetto, ormai signorina, mentre io e mia sorella eravamo dei bambini, ci faceva giocare con una capacità, con una dolcezza che io non posso dimenticare. Dopo quasi 80 anni Andrea Patelli, esule istriano, oggi trevigiano, si commuove ancora. Impossibile dimenticare quella ragazza dai modi gentili, entrata nella storia dopo decenni di oblio. Norma Cossetto era poco più di una ragazza, si stava laureando e alternava delle supplenze nelle scuole di Parenzo. Amava i bambini Norma e veniva ricambiata. Andrea, classe 1936, originario di Visinada, era uno di loro. Era una persona eccezionale. E purtroppo quando è successo quello che è successo ed è stata arrestata e violentata e infoibata, io le volevo talmente bene, ero talmente attaccato a questa signorina che a me non è stato detto niente. Non avrei potuto forse sopportare un dolore. Io l'ho saputo molto tempo dopo. Il dolore è venuto comunque dopo, ma ero grande. Oggi, dopo tanti anni, tanti decenni, le ha portato una rosa. Oggi qui a Castelfranco, dopo tanto tempo, ho avuto l'onore di deporre una rosa. Ho portato a Norma, la mia amica d'infanzia, ho portato una rosa. Penso che da lassù lei veda questa rosa.